tutti in costume tradizione medievale, ma con i migranti, istantanee certamente particolari, soprattutto in un periodo in cui i profughi sono materia di polemiche. Ma è anche grazie a loro se la piccola Bonisiola ha conquistato il Palio dei Quartieri a Mogliano, una manifestazione molto sentita in città ed è andata in scena domenica scorsa tra le vie della città. Un gruppo folto dai colori sgargianti bianco ed arancione ha vinto questa edizione, sfilata con sbandieratori e figuranti in costume, una gara vera e propria, e a portarsi a casa la vittoria è stata proprio la formazione che schierava, oltre ai residenti del quartiere, gli ospiti della comunità di accoglienza gestita dalla cooperativa Codex, che partecipano volontariamente a molte attività curate dall'associazione di quartiere. Loro sono davvero felici di partecipare, ci dicono. Vedono una cosa positiva perché si sentono integrati, non si vedono emarginati in quel posto là e partecipano molto volentieri alle nostre iniziative, insomma. Ci sono pochi giovani qui da noi, ci spiega Margherita Piasin, consigliere comunale, per loro è una bella festa. Poi li facciamo giocare perché noi siamo tutti un po' di una certa età e quindi loro sono giovani e forti e quest'anno siamo riusciti a vincere il palio con loro, ecco, assieme, quindi è stato bello anche questo insieme di persone. Nella Mogliano, dove il caso migranti di Zerman resta tema di forti tensioni e insofferenze, certamente questa è una piccola svolta.